canzone dobbiamo fare? Non lo so. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buona Pasqua, Scusate, mettiamo bene. Oggi mi sono truccata perché dovevo registrare e ce l'ho fatta, ho registrato. Qui abbiamo la giungla, siamo nella giungla. Mettiamo sta tenda qui, l'appoggiamo momentaneamente così. Dovevo registrare, ho registrato. Ecco, oggi non è possibile non capisco, l'altro giorno ci ha ripreso benissimo. Anche io ci vado. No, ti taglia, non vedi che sei tagliato, Maurizio? No, di testa ci sono. No, sei tagliato. Guarda come ci sono. No, adesso sì. Vediamo un po'. Eccoci qui. Iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube, in particolare a Musica con Veronica Pisano e al canale YouTube, all'altro mio canale Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, cioè questo dove state guardando, e al canale YouTube di Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. E ora veniamo al tema. Facciamo solo un brano perché poi io e Maurizio dobbiamo fare altro, dobbiamo studiare una nuova canzone. Oggi faremo un brano tradizionale sardo della Gallura, appunto la galluresa. Dicevo, buona Pasqua, buona trasformazione, quindi trasformiamoci in meglio ogni giorno. Il capotasto al 3? Candolate pie zina e come canta Maddalena, tu quinto di balena fura tu minna lugori furadu minna ogni tempo viene passa e come mangia gli fiori così stesso è l'amore chi lo vede e chi lo lascia, chi lo vede e chi lo lascia. Amori solo Deo e nient'altro mi bisogna. Amami come da me un'onna e nessun vergogna, non ha e nessun vergogna.
chiudere la porta perché si è aperta all'improvviso. Bisogna chiuderla bene. Eccoci di nuovo qui. Eccoci di nuovo qui. E ora facciamo un altro brano della nostra tradizione sarda, e cioè tradizionale sarda. Non è preparato niente, sto improvvisando, sto vedendo un po'. La ninna nanna, e ce ne sono tante, questa è della Galluna, sopra Luponti, non sappiamo il titolo, non c'è un titolo di questa canzone, non c'è neanche musica, Maurizio l'ha composta per noi, per questo brano. C'è. No, Cioè, la prima parte è musicata, è dopo che non è musicata, la seconda ecco. parte. Capotasto al 3, No, il 3, così alto. evidentemente mi viene meglio così. Così. Sopra Luponti, al lucchiar della luna, distette il cielo, non ne manca mancuna. Lascia piangere a me stanotte, ma dormi, fai la ninna, fai la nanna, dormi tu cori di mamma, fai la ninna, fai la nanna, chi tu bella campagna. Da liga stagni si sente il vento, lo nostro lume presto sarà spento, ma dormi e fai la ninna, fai la nanna, dormi tu cori di mamma, e fai la ninna, fai la nanna, tutta quella campagna. Oh, a ninni a ninnare, ti devi a basare, e ninna ninna. Oh, basare di Beria, drommo saper la mia, e ninna ninna. Oh, basare di Beria, condemmi la sonno, e ninna ninna. Oh, mi la sonno con Deo, droma fiore meo, e ninna ninna. Bene, vi ricordo di seguirci su Rivista Donna,
su Radio Bonaria presto inizierà una nuova trasmissione condotta da noi e dal mitico giornalista Silvio Cherchi. Seguiteci anche ovviamente su Totus Impari e su questo canale YouTube sto facendo diverse interviste. È uscita uno da poco, di recente, un'intervista all'insegnante d'Italia Anna Skliarova, che ha inventato un nuovo metodo di insegnamento. Scusa Maurizio, dicevo Anna Skliarova, che ha portato in Italia, non l'ha proprio inventato lei, però lei è l'ideatrice proprio del metodo di insegnamento russo, di due autori, di due libri, ora non ricordo esattamente i nomi di questi autori russi. Comunque andate a vedere l'intervista, che è molto bella, di Anna Skliarova, sempre su questo canale. Domani pubblicherò un'altra intervista all'ufologo Giorgio Abis, un'intervista molto bella, molto breve, perché è l'inizio di una serie di puntate molto interessanti sull'ufologia, anche in Sardegna. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie, ciao!